Buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento a Pianeta Oggi. Parleremo di ambiente, o meglio, rivalutare la città dove abitiamo. Una iniziativa questa che potrebbe essere valida per tutte le città d'Italia. In questo caso specifico andremo a incontrare i ragazzi del Cenacolo di Mestre, in modo particolare Massimo Levarato, perché hanno voluto in una occasione molto bella di un grande convegno che si è tenuto a Favaro Veneto, sempre nell'Interveneziano, hanno voluto far vedere alcune immagini, alcune fotografie di Mestre antica e ci sono delle cose veramente interessanti. Subito dopo abbiamo voluto ascoltare anche l'opinione del presidente della municipalità di Favaro Veneto, Ezio Ordigoni, per capire anche le prospettive di questo territorio. Dunque possono partire subito tutti i nostri servizi. Vediamo insieme. Foto di una volta, ce n'erano ancora ma il tempo è tiranno. Grazie a tutti, buona serata. Allora, ritroviamo con piacere Massimo Levarato, detto bene? Buonasera, Massimo Levarato, sì, del Cenacolo di Mestre. Esatto, del Cenacolo di Mestre. Abbiamo parlato oggi proprio di questa città, ma non solo, anche un po' di tutto l'Interveneziano, un territorio, questo qui vicino a Venezia, che offre tante cose. Forse un tempo ne offriva anche di più, mi riferisco ad esempio all'eliminazione del Parco Ponci, questa bellissima isola magica, possiamo dire. Però ecco, la gente che ci vede da più parti d'Italia, anche all'estero, perché come tu sai questo è un circuito interregionale, anche va oltre confine, ecco, vede a volte Mestre come una città che è nata moderna. Gli abitanti di Mestre sono quelli che poi hanno iniziato a lavorare nelle fabbriche a Porto Marghera, i veneziani che sono venuti in terraferma, però invece ho capito che non è proprio così. Mestre ha una sua storia ben precisa, un suo centro storico, una sua economia aveva anche. No, diciamo che Mestre purtroppo è sempre stata ricordata come gregaria di Venezia. In realtà non è così, nel senso che storicamente dal 1926, che è la storia più vicina alla nostra, fra virgolette, sparizione, perché il comune di Mestre dal 1926 ha smesso di esistere con l'arrivo del fascismo in Italia e quindi noi siamo diventati da comune a parcheggio di Mestre, come diceva addirittura una domanda su una settimana enigmistica. Parcheggio di Venezia, Mestre. È questo che la gente da fuori vede. Si vede perché il semplice motivo che è impossibile che una città con 180.000 abitanti, 18esima in Italia, sia relegata a fare da gregario a una città dormitorio come Venezia e che assorbe moltissime energie anche economiche. Basti pensare a tutti gli uffici che ci sono a Venezia che servono a noi di Mestre. Non ci chiamiamo più mestrini, perché mestrini ce ne sono talmente pochi che se passa un referendum qualsiasi su Mestre andiamo in difficoltà, perché il mestrino vero, nato a Mestre e conosce la storia di Mestre, ormai è cosa rara. Abbiamo tanta gente importata che non capisce che se vive a Mestre deve far sì che Mestre sia una città tranquilla, pulita e abitabile. Non ricordare i vecchi fasti, ma io sono di Venezia. Questo è il concetto. L'errore è questo: se sei di Venezia e abiti a Mestre, devi pretendere che Mestre diventi comune. Se non si può, devi fare di tutto perché diventi. Ecco, ricordiamo che Mestre ha anche una sua storia tecnologica, perché qui è nato uno dei primi tram praticamente. In che anni eravamo? Il tram a cavallo addirittura. Sì, allora, avevamo un tram a cavallo nel 1902-900 e questo tram partiva da San Giuliano e arrivava fino addirittura quasi a Chilignago, quindi ne faceva di strada. Poi sono arrivati i tram, quelli a vapore, e poi è arrivato il tram elettrico. C'è stato anche il passaggio a vapore? C'è stato il passaggio a vapore, poi c'è stato il tram invece quello elettrico,
che in breve tempo, però nel 33, è partita la prima corsa Venezia-Favaro, è arrivato il numero 4, è arrivato da Venezia a Favaro, Piazzale Pastrello, era la prima corsa, era il 1933. Da quel momento i tram non sono più passati per Mestre e la filovia con le tiracche ha cominciato a spopolare nella città di Mestre. Ecco, era un auto snodato, mi sembra di ricordare, bianco. Sì, era un auto snodato proprio perché a volte ci faceva difficoltà a passare in certe vie di Mestre, tipo la via Rosa, che era una via molto curva e piccola, e quindi erano obbligati non c'erano gli sterzi di allora, erano un po' più rigidi e quindi c'erano snodati. Poi i snodati sono serviti per servire Chirignago, Scorzè, Mirano, erano i classici, diciamo, autobus extraurbani. Sì, infatti poi c'è da dire, prima di rimanere sul trasporto di filovia, diciamo, stando sul tram, la rete era diventata addirittura come si dice, interurbana e extraurbana, cioè c'erano linee per Treviso anche. Dunque, il tram arrivava fino a Treviso, si cambiava la Favorita e dall'altra parte arrivava fino a Milano, quindi era sì, col numero 8, sì. E quindi era abbastanza usato e praticato. Funzionava quel tram? Ma se hai visto prima le foto, il tram c'era dappertutto, c'era a San Giuliano, si arrivava con il vaporetto, smontavano il vaporetto, prendevano il tram e andavano a Mestre. Vuol dire che il tram funzionava e io credo che funzionerebbe anche adesso, o sarebbe funzionato se fosse arrivato molto prima o addirittura mai levato, perché città grande, Torino, Milano, ce l'hanno da sempre e hanno fatto bene a tenerlo, a mio avviso. Allora, dunque nel 1933 siamo riusciti ad arrivare a Venezia con una corsa diretta, mi sa adesso, facendo un attimo un flash ai giorni di oggi, nel 2000, si dovrà cambiare a Mestre per andare a Venezia, se ho ben capito, perché hanno ripristinato un tram ovviamente più moderno, ma abbiamo di nuovo il tram su strade strette, ma lasciamo perdere, però ecco, dovremmo cambiare per andare a Venezia, non abbiamo la corsa diretta. No, al momento da quello che si legge, perché questo tram a volte è un mistero, voglio dire, si ferma perché, non so, una formica si incastra su. Anche stamattina un paio di volte, ma lasciamo perdere. Non finisce mai di stupire questo tram, è una cosa. Ecco. Penso una cosa, quando arriverà a Venezia, le prime corse che si fermeranno a metà del ponte Littorio e smonteranno e andranno negli uffici in ritardo. Non gli conviene portare gli uffici tutti a Mestre, quelli comunali, statali, Qui entriamo su un'altra tematica, rimaniamo nella nostra storia che altrimenti no, lasciamo stare. Ecco, però voglio dire, dunque la città di Mestre era ben strutturata. La città di Mestre era ben strutturata e soprattutto era funzionale, perché se si va a vedere la storia di Mestre, il Canal Salso arrivava nel cuore di Mestre, il tram portava in giro le persone e aveva anche il treno, quindi la città di Mestre era una città all'avanguardia nel nord, perché credo proprio che quando in centro città arriva un treno, un vaporetto e arriva un tram, cosa ci vuole di più? Ecco, non solo, ma c'era anche un'oasi di verde, il Parco Ponci, un parco magico definito, poi è stato eliminato brutalmente. Ecco, come mai i mestrini hanno permesso questo, secondo te, Massimo? Io purtroppo l'idea è che, sentendo anche delle testimonianze di un signore che l'altra volta sul documentario che ha fatto Mestre Mia, molto interessante sulla storia del Parco Ponci, non c'era la conoscenza purtroppo di certi passaggi anche politici, non c'era la forza politica. Non dimentichiamoci che nel 26 Mestre non era più comune e le decisioni erano prese da Venezia e Mestre le subiva e basta. Quindi il problema del mestrino è che, oltre a essere stato diciamo vituperato e tolto dalla sua possibilità di diventare padrone della propria città, diciamo, è stato anche messo all'oscuro di quello che poi la città è diventata. Ed è diventata veramente una cosa brutta, vedendo le immagini di prima. Se penso a tutti quei corsi d'acqua che si potevano fare passeggiate ed evitare il traffico cittadino, ed è una cosa che lascia non l'amore in bocca, ti fa capire molte cose, e noi purtroppo mestrini, quando vediamo queste immagini...
Le vivete con amarezza, no? Io personalmente le vivo con amarezza perché sono innamorato della mia città. E mi innamoro ogni volta di più che faccio queste conferenze e le porto in giro e mi arrabbio quando sento la gente che le guarda queste fotografie e escono degli "oh, ma non è possibile, ma come?" Dove eravate? Dove eravate? Perché le persone che vengono a vedere sono anziane. Una città anche ricca di acqua, acqua buona, terreno fertile. Sì, l'acqua era buona, diciamo, più che altro per i campi, perché poi A campi, ortaggi, quindi un'economia. Poi è il Canal Sasso che anche quello contribuiva a un'economia di tipo proprio commerciale con Venezia. era immediata, perché in barca ci si metteva 40 minuti, mezz'ora dal mercato frutticolo di Venezia. C'era il mercato delle barche che veniva in piazza Barche delle frutta, per la frutta. Quindi... Un chilometro più avanti la ferrovia per andare anche, voglio dire, fuori regione, cioè verso... Sì, eravamo e siamo ancora collegati sempre di più con il mondo, però siamo una città parcheggio. Questa è la rabbia che ho io. Abbiamo tutto e in realtà per quelli che ci stanno governando non abbiamo nulla, perché l'aeroporto è a Tessera, la stazione importante è a Mestre, giusto? Abbiamo addirittura la squadra di basket Venezia che gioca a Mestre con un palazzetto fatto per la Superga Mestre. Io dico, sarà anche giusto, voglio dire, però non ho mai visto l'Inter andare a giocare a Torino, mai. Allora, per finire, qual è il tuo sogno? Di rivedere Mestre come? Ma niente, ma il mio sogno sarebbe di rivedere Mestre comune, padrona del proprio destino, con i cittadini interessati che riempiano la sala consigliare del comune, che dicono la loro, che fermano per strada il politico, che possono parlare, che abbiano la capacità di poter dire sì, anche noi possiamo dire la nostra, non subire e basta. So che non passerà il referendum, perché ormai si è capito che non passerà. Ti riferisci a quale referendum per coloro che ci seguono da fuori? Il referendum che è Mestre comune, purtroppo, tutti i segnali sono negativi, ma noi ci proveremo fino alla fine perché i mestrini, che sono veramente con Mestre nel cuore, non la smetteranno mai di sperare di essere rispettati con Mestre comune. Per finire veramente, ecco, possiamo invitare i nostri ascoltatori a poter vedere queste fotografie. Ecco, so che tu sei molto attivo in Facebook, ecco, possiamo ricordare la pagina Facebook? Certo, la pagina Facebook è Carpenedo, The People, Mestre. Poi ce ne sono nate molte altre, però diciamo quella prima che ha trascinato tutte le altre è stata la mia, che poi uno mi ha chiesto ma perché Carpenedo, The People, Mestre se tutte le foto sono di Mestre? Perché io quando ho lanciato la pagina dopo 6 giorni pensavo che non avesse fatto diciamo ascolti, invece di colpo sono andato a 400 persone, non potevo più cambiare il titolo e comunque sono orgoglioso perché io sono di Carpenedo. Comunque insomma è sempre nei dintorni di Mestre, a 2 passi. Ah, come no, nel 1881 hanno fatto il viale Garibaldi e quel cordone ombelicale da Mestre a Carpenedo è stato il primo viaggio che i mestrini facevano in 10 minuti a piedi. Sì, il più bel viale di Mestre. È l'unico viale bello di Mestre, perché non ce ne sono altri viali come via Garibaldi. Grazie molto a Massimo Levarato e naturalmente auguri e buon lavoro con il Cenacolo. Grazie a te, ti aspettiamo per quella serata famosa che devi fare, grazie per la tua gentilezza e per la tua televisione che è sempre pronta a cavalcare la nostra città. Grazie infinite Massimo. Dunque qui con noi anche il presidente della municipalità di Favaro Veneto che ringrazio di essere qui davanti ai nostri microfoni, dunque una sua opinione su questa iniziativa culturale dell'Interveneziano della città di Mestre. Allora, è un'iniziativa meravigliosa che era ora che venisse anche fatta, che dobbiamo riscoprire non solo i valori ma anche la passione e l'amore per l'acqua che è tutto attorno non solo al centro di Mestre ma Mestre, Favaro, Gronda Lagunare, abbiamo tutti i canali, è una meraviglia questo territorio, bisogna riportare un po' l'amore dei cittadini verso il proprio territorio, sono tutte cose nuove da scoprire, è una meraviglia e quindi
ritroviamo proprio il senso dell'acqua. L'acqua è vita e quindi si vive certamente meglio. Va ringraziato i ricercatori di questa cosa, perché si tratta della nostra cultura, l'evoluzione del nostro territorio. Quindi il centro storico di Mestre è una base essenziale per anche tutti i paesi nell'intorno, perché stanno studiando a fondo la storia, le radici, la cultura, quindi non posso che ringraziare. E auspico invece che si ripetano questa cosa, perché è stata molto seguita con interesse, con grande interesse, e sicuramente in una fase in cui stiamo riscoprendo la gronda lagunare, si sta avviando il nuovo museo di Altino, c'è tutto un circuito di piste ciclabili e naturalistiche. Allo stesso modo, da un punto di vista dei canali fluviali e così, c'è da riscoprire e dare un collegamento a tutte queste vie d'acqua, e porteremo questo nostro territorio alla meraviglia che è in tutti gli effetti dei nostri boschi, dal museo di Altino, dalla riscoperta di San Giuliano, che tra l'altro l'abbiamo già riqualificata. Ecco, abbiamo uno. San Giuliano di fronte a Venezia, per chi ci vede da fuori, ecco, ricordiamo. Sì, è fronte a Venezia, ma anche invito tutti a vedere la gronda lagunare vicino da Punta Passo a Campalto. C'è una delle più belle vedute inimmaginabili, la gronda lagunare che va da Punta Passo fino a Forte Bazzera. Sono dei itinerari naturalistici che sono bellissimi, stupendi. Abbiamo un territorio che merita essere visitato anche dal turismo praticamente, non solo Venezia ma anche tutto, come dire, l'interveneziano, ecco. Io penso che è un territorio da scoprire e riscoprire per gli stessi cittadini, perché adesso, quando abbiamo fatto anche sviluppato tutta questa serie di piste ciclonaturaliste, la gente dice: ma non sapevo che a casa mia c'erano queste meraviglie. Pensate dall'Europa ai stranieri che vengono, la possibilità di creare un centro naturalistico con kayak, con canoe nella nostra laguna, e i canali fino al museo, ripeto, di Altino, che adesso da 180 metri quadri arriverà a 1800. Faremo sicuramente la gara con Aquilei, e quindi abbiamo, ecco, un grande. E tutto questo parte anche dalla volontà di questi studiosi, di questi storici, di questo centro storico, perché è dalle piccole cose che nascono le grandi cose, e bisogna che i cittadini le scoprano in prima persona, e poi saranno loro a salvaguardarle, perché la natura, quando uno la scopre, la vive, è il primo a salvaguardarle, e quindi consapevole del patrimonio che ha sotto casa, diciamo. Sì, io sto diventando sempre più consapevole anch'io, perché sto scoprendo anch'io con questo nuovo incarico. Prima facevo altre cose, e per questo invito la cittadinanza. Abbiamo gli amici della bicicletta che vanno, abbiamo i canali, però termino con una battuta. Se noi, non voglio offendere nessuno, ma ad esempio se andiamo a Chioggia abbiamo un mare, l'odore del mare. Se andiamo a Bibione, ad esempio, io dico: importiamo del pesce, facciamo delle bancarelle che cuociono le sardine per riportare l'odore del mare. Mestre deve riappropriarsi della propria storia, della propria cultura con l'acqua, e che diventa una cosa meravigliosa, il profumo proprio della natura, di queste cose. È una roba che, ripeto, ringrazio proprio questi ricercatori, queste vostre iniziative, perché ci darà una ricchezza al singolo cittadino che è inaspettata, sorpresa. Cioè, a volte le cose belle della natura sono proprio queste, perché l'uomo è vicino alla natura, è parte della natura, sono cose meravigliose che abbiamo, insomma, ecco. Ringrazio Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. Riprendiamo da studio. Io ringrazio i relatori che sono poi avvicinati ai nostri microfoni per darci queste spiegazioni, per fare insieme alcune riflessioni che sono valide per tutte le città d'Italia. Noi per stasera ci fermiamo qua, il nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi ritornerà la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Grazie per averci seguito e buonasera, a presto.